per la terra dei nuraghes siamo qui dai Floris, che un mastroso de sonazzoso, dell'onora samoda mia, ma poi ovviamente parleremo anche e soprattutto in italiano, come voi già sapete, per questo format della terra dei nuraghes. Siamo a Tonara, come appunto abbiamo già detto in apertura, sono qui per questo viaggio, per questa serie di viaggi culturali qui a Tonara, e ora vedrete i segreti dei campanacci, la loro disposizione culturale all'interno non solo della comunità dell'identità di Tonara, ma anche dalle mani dirette di coloro che lo fanno. Siamo qui con i Floris, siamo qui con Ignazio. Un saluto Ignazio, grazie dell'ospitalità, e con tuo figlio Salvatore. Con Salvatore. Ora manca Marco perché è un viaggio in continente di lavoro. Va bene. Quindi siamo... E le mandiamo i nostri saluti, i saluti della terra dei nuraghes di questo programma televisivo. Adesso inizieremo a chiacchierare e tu inizierai a farci vedere qualcosina insieme, interagiremo e così scoprirete esattamente da casa quali sono i segreti dalle mani dirette di coloro che vivono nell'identità culturale di questa grande tradizione. A fra poco, restate con noi. Allora Ignazio, iniziamo a descrivere esattamente, prima di tutto, di che cosa vi occupate, cioè la tua azienda, la vostra azienda. Voi esattamente che cosa fate? Siamo in una delle botteghe artigiane di Campanacci di Tonara. Sono due botteghe, quella di Floris e quella di Suris. I vecchi dicevano che c'erano le due scuole di Campanacci, quella di Toneri e quella di Errasulè. Noi facciamo parte della scuola dei Campanacci, degli artigiani dei Campanacci di Toneri. Perfetto. Io sono di terza generazione, ha incominciato mio nonno, poi mio padre, e adesso ci sono, dopo che sono andato in pensione, ci sono i miei figli che stanno continuando a fare quest'arte, che è un dovere avere, continuare quest'arte, perché il Campanacci è una cosa identitaria di tutta la Sardegna. Perfetto, allora dai, iniziamo a parlare proprio dei campanacci. Siamo nel mondo agropastorale, giusto? Sì. I campanacci hanno una funzione molto importante all'interno del gregge, quindi all'interno della società agropastorale sarda, perché è una cosa che identifica il gregge, perché altrimenti senza il campanaccio di Tonara nelle montagne, nelle pianure, il gregge è anonimo. Invece con la musica che dà i campanacci di Tonara danno un'identità al territorio e quindi fanno anche riconoscere le nostre pecore in tutto il mondo. Bene, proviamo ad entrare un attimino anche nel merito appunto del mestiere, perché questo è un vero e proprio mestiere. E quindi vediamo anche alcune fasi della lavorazione, vediamo anche gli strumenti stessi del mestiere e anche il prodotto stesso. Sì. Io lo chiamo prodotto, non ti offendere, ma giusto per dare un riferimento a coloro che da casa ci vedono, per avere così, diciamo, un termine diretto un po' più preciso magari per loro che non conoscono la terminologia. È più che altro il sonato. Perfetto, perfetto. Allora adesso vediamo un attimino e continua a dirci appunto... Salvatore adesso è fermo, sta facendo proprio la fase di scrappellatura del suvettiolo, che serve per mettere il manico esterno che è dove va il cuoio che va attorno al collo della bestia, dell'animale. Perfetto. Che cosa sta usando come strumenti? Come strumenti si usa si scrappello. Che cos'è? Si scrappello è fatto dall'artigiano e poi il martello, ecco. Perfetto, perfetto. Stiamo parlando di materiale che cosa? Materiale in... I campanacci sono fatti in lamiera. Noi usiamo la lamiera che va dai 5 decimi fino ai 20 decimi. E a seconda della tipologia di campanacci che dobbiamo fare, scegliamo il decimo, lo spessore della lamiera. Quindi ci sono tre serie di campanacci che si vedono, che sono esposti in questa parete, che è la forma lunga, che è quella in alto, che ci sono due tipologie di campanacci, sasiniesa e senarburiesa. Poi c'è la forma tonda, che è quella centrale, e poi la forma quadra, che sono questa che va più in basso, che è più in basso. E poi c'è una forma più robusta, che è la semitonda. Vediamo anche quest'altro strumento che è una... Questa è una taglierina. Perfetto, e quindi per preparare... Per tagliare le lamiere. Perfetto. Devi pensare che prima le lamiere non si usava questa taglierina. Mio padre e mio nonno usavano il scrappello. Il scrappello è uno scalpello preparato dall'artigiano che col martello tagliava le lamiere
le lamiere. Invece adesso mediante questa taglierina si taglia completamente la lamiera. Ecco. Perfetto, benissimo. Adesso vediamo infatti un altro momento, insomma, dell'utilizzo. Perfetto, quindi da qui voi ricavate già, come dire, il primo principio Noi del materiale dalla da taglierina utilizzare. cominciamo tagliamo la lamiera a strisce e poi otteniamo dei rettangolini o dei quadratini e a seconda proprio la tipologia, se un campanaccio tondo, un campanaccio quadro, si vede proprio la nascita del campanaccio dal quadrato o dal rettangolino. Perfetto. Torniamo a parlare del campanaccio. Allora, Ignazio, eravamo rimasti al taglio, no? Insomma, del materiale. Ovviamente ci sono tante fasi che riguardano il componimento stesso del campanaccio, ovviamente, non le potremo vedere tutte, però iniziamo magari a descriverne alcune fasi e nel frattempo che cosa sta facendo Salvatore adesso qua? Allora, per fare un campanaccio ci sono 24 passaggi, dalla scelta della lamiera fino all'accordatura del campanaccio. Benissimo. Quindi adesso Salvatore sta mettendo il manico del campanaccio. Il manico esterno che va dove va il cuoio che va attorno al collo della pecora. Okay. Quindi in sardo si chiama estamanigano su ferro. Perfetto. Cos'è una tenaglia? Cosa è? No, quelle sono delle forbici dell'artigiano. Perfetto. Ti devo dire che ecco, tutti gli attrezzi che usiamo sono stati fatti dall'artigiano. Perfetto. Mio padre mi diceva, se un artigiano non si fa i propri attrezzi di lavoro, noi siamo un artigiano uomo. Quindi significa che all'interno stesso del mestiere si conosce la specificità del mestiere anche attraverso il componimento stesso e la fabbricazione di quegli attrezzi e arnesi che occorrono a te. Certo, per... nei nostri manufatti ci sono dei clienti che vogliono sempre dei campanacci diversi e quindi sta all'artigiano anche saper adattare i propri attrezzi del mestiere. Perfetto. Continuiamo a parlare appunto e vediamo magari qualche altra fase da descrivere. Questa è una delle ultime fasi? No, questa è una fase intermedia. Perfetto. Parliamo di altre fasi. Allora, le fasi, poi ci sono quest'altra fase che ti faccio vedere adesso, è la bombatura del campanaccio, la chiusura del campanaccio. Perfetto. Perfetto. Questa è la chiusura del campanaccio. Perfetto. Poi dopo questa ci sono almeno altri 10 passaggi, fino ad ultimare il prodotto. Il prodotto, questo è un campanaccio finito. Ignazio, quindi parliamo dell'ottone. Qual è il ruolo dell'ottone relativo al campanaccio? Allora, il ruolo dell'ottone è molto importante perché ha due funzioni. Oltre di darle il colore, ha la funzione di darle la saldatura dappertutto il campanaccio. Quindi si sfruttano i due principi di fusione, che sono il ferro fonde sui 1200 gradi e l'ottone sui 920 gradi. Portiamo il forno a 900, 960 gradi, il ferro si dilata e l'ottone liquido penetra nella dilatazione del ferro. E quindi quando fuoriesce dal crogiolo il campanaccio è come uno strumento musicale scordato. Quando fuoriesce dal crogiolo il campanaccio ha questo colore. Perfetto, perfetto. Ecco la differenza proprio. Certo, certo, molto interessante. Ecco, senti. È vero. Adesso sta all'artigiano darle voce. E si dà voce col martello. Molto bella questa impressione che hai detto di dare voce, quindi...
pronto. È Quindi pronto. tu lo capisci, oltre che per il fatto, vabbè, dell'esperienza, ok, la conoscenza del materiale, ma da cosa lo comprendi esattamente questo, come dire, dare voce? Da cosa lo capisci? Si capisce proprio dal suono che dà il campanaccio e si capisce proprio che è accordato, che è piacevole per l'orecchio dell'animale. Perché noi accordiamo i campanacci non in un modo troppo alto, perché altrimenti sarebbe di disturbo per l'animale, ma proprio in un modo che sia piacevole per l'animale. Anche perché questo suono per l'animale risulta sempre o quasi sempre continuo, ovviamente. Perché farà parte della sua vita produttiva fino a Infatti. quando non verrà sostituito da qualcun altro. Quindi è legato anche alla sensibilità dell'animale, Certo. quindi è fatto apposta. Quindi il rapporto uomo-animale anche in questo senso, dal punto di vista anche musicale, se così possiamo Sì. dirlo, è molto molto preciso. Quindi Perché noi non possiamo accordare in note altissime, perché sarebbe di disturbo. bellissima questa cosa, molto interessante. Il rapporto, Ignazio, con il pastore stesso, no? Insomma, che deve venire qui per ovviamente avere il campanaccio o i campanacci. Che tipo di rapporto è? È un rapporto molto bello che ti arricchisce anche della cultura del mondo pastorale. Ti dico che quando vengono i pastori qua, vengono sempre con l'esperto musicale. Ecco perché il rapporto fra suono e gregge. L'esperto musicale è una persona anziana che conosce i suoni del proprio territorio. Viene, saluta l'artigiano, noi dobbiamo smettere di lavorare, quindi ci deve essere un silenzio proprio tombale. L'artigiano apre le finestre e il pastore va fuori, l'esperto musicale. I pastori che sono con lui, con i tibiali d'osso, suonano le note dei nostri campanacci. E il pastore che è fuori, l'esperto musicale, con dei suoni gutturali, fa capire quello che va bene e quello che non va bene. Da cui noi ci accorgiamo se sono della pianura o se sono della montagna, perché in pianura vogliono un suono che si stenta a breve distanza, invece in montagna vogliono un suono che si allarga e va in lontananza. Questa cosa è molto molto bella perché ha un grande carattere antropologico e possiamo dire che è anche un codice, Certo, un modo certo. di interagire, una comunicazione Una comunicazione. molto molto forse anche antica, se possiamo dire in questo senso. Adesso non ce ne sono di meno, ma io l'ho sempre conosciuta, perché questo poi è una cosa che mi diceva anche mio padre. Quindi è legato stesso tutto alla storia del Certo. campanaccio. E dirò di più, che mio padre mi diceva anche: ricordati una cosa, Ignazio, e io questo poi l'ho trasmesso ai miei figli, che noi siamo quelle persone, quegli artigiani che diamo voce al ferro. Bellissimo. Ed eccoci qui per la chiusura di questa puntata per la terra dei Nuraghes. Avete visto, amici che appunto seguite i miei viaggi qui a Tonara, qual è l'arte dei campanacci del Sossonazzo con i Floris, che in questo momento Ignazio ha un campanaccio molto particolare, lo facciamo vedere vicino a voi, perché ha, diciamo così, un'incisione che adesso appunto ci dirai, e che comunque riguarda sia l'aspetto della tua famiglia, della generazione da cui tu provieni, appunto quella appunto di tuo padre, ma nelle immagini che stanno scorrendo abbiamo visto e vediamo quella che è l'innovazione, quindi un'altra contemporanea che arriva dai tuoi figli. E cioè questi simboli, la pavoncella abbiamo visto anche delle natività, e quindi tu arrivi da una generazione antica, diciamo così, no? Di diversi anni fa, fino alla generazione futura, che è anche poi nel presente dei tuoi figli. Cioè, ha incominciato mio nonno questa attività, mio padre e io, e adesso ho la fortuna che i miei figli hanno continuato a fare i campanacci della tradizione dei Floris. Portando una novità. Portando delle novità. Artistica anche. Artistica. I miei figli, oltre a fare i campanacci, hanno portato proprio questa novità artistica, che i campanacci vengono incisi e personalizzati e poi fanno delle natività e delle pavoncelle. E in più fanno anche delle pomponiere con i campanacci, che questo per un genitore è una grande soddisfazione. È vero, bellissimo. Allora, io vi ringrazio per questa ospitalità, abbiamo
potuto dire diverse cose, non tutto il mondo che riguarda i Campanacci, quindi io vi invito a venire qua. Voi stessi invitate le persone a scoprire ancora meglio le tradizioni, il fatto identitario, ma anche il mondo del lavoro stesso sui Campanacci, quindi venite a trovarli e io vi saluto e vi ringrazio. Grazie a te. Facciamo un saluto ai nostri amici della Terra dei Nurages su Catalan TV al canale 15. Un saluto a tutti voi. Saluto un saluto. Perfetto, e ci vediamo sempre per una prossima puntata e probabilmente ancora qui a Tonara io resterò e ritornerò.